Che bello Italia, essere tornati con la retrocamera che funziona, figata assurda, mi ero dimenticato, guarda, op, tac, figata. Allora, ciò non toglie che comunque le sospensioni vanno riviste, però con le gomme belle gonfie è già tutta un'altra roba, vero CP? Eh sì, tutta un'altra roba, dondolone comunque, però è un'altra roba. Però lock down, lock up, lock left, lock right, quello che vuoi, ma qua la coda c'è sempre. Sì, tutta dietro di me ovviamente, non davanti, però c'è. Porcazza la miseriazza, qua la storia si rabalta, cioè non sono io a fare coda adesso. È incredibile sta storia. Occhio il nonno con la Vespa che vuole sorpassare. Occhio, guarda il nonno racing, vai. Dai nonno, vai, impennato, sorpassa impennato, dai. Eccolo il nonno che ci riprova, eccolo, ma no, c'è una... No, non desistere nonno, non desistere. Ah no, gira, bene, posso tornare alla mia folle velocità dei 55 km/h. Wow, 1209, sempre meno. Boia, c'è più traffico di sempre però, cioè ovviamente anch'io entro a far parte del traffico, quindi anch'io contribuisco a far traffico, cioè non solo la coda dietro, però intendo, insomma, siamo in tanti, no? Come numero di macchine che ci spostiamo. Da lì poi ci sarebbe molto da parlarne, perché effettivamente, visto come sta andando un po' il tutto, ci sarebbe da studiare molto bene, l'avevo già accennata sta roba, a un qualcosa che limiti gli spostamenti, o meglio gli spostamenti inutili. Non è inutile che uno vada a farsi una gita di piacere, ma è inutile che uno prenda la macchina per andare a prendere due cazzate al supermercato piuttosto che per fare 100 metri e andare al bar. E ti assicuro che gente che fa 100 metri in macchina per andare al bar ne conosco veramente tanta, ma tanta. E siamo arrivati a Jesolo. Ottimo punto per attraversare, signora, veramente eccellente, proprio l'incrocio Jesolo paese così. No, non sto facendo il vecchio polemico, è che 10 metri più in là c'erano le strisce, quindi... Oh Italia, senti una roba, senti. Oggi impariamo come fa un vicentino che prova a parlare italiano, sta attento. Grazie, io ripeto, delucidazioni in merito. In italiano si dice da noi forbio, ossia forbito. Ain't no question. Yo, I've been trying to tell him. Hey, the best there is. You heard that? Don't be talking nothing. Yeah, don't forget that neither. I'm like Sherlock's best. I can detect your ass. Better protect your neck. Got the cat in the mask. Sounds of the Rat Pack. Home for the past apps. Get paid through the Cash App. I'm a pimp slap your snap. Adesso lo puoi vedere, forse quella là, e si sta facendo chilometri col suo pallone in bocca. No, niente, scurissimo. CP, vuoi far vedere il tuo bel pallone? Guardate che bel pallone che ho. No, non vedi. Che pallone. E se lo porta in giro. Cara, spettacolo di cane. Dai che forse qua c'è una luce. Ecco qua, guardate il mio pallone. No, niente, è timida. Niente pallone. Rat Pack, home for the past apps. Get paid through the Cash App. I'm a pimp slap your snapback right off your fat back. I get the Twitter going. Sì, in più aspetta, guarda, in parte a Pulmin c'è anche il tavolo da picnic con gli alberi, l'ombra. Difatti adesso vado a pinciarmi il caffettino lì, tranquillo, sulla panchina. Ma che figata. Certo era bello andare anche in montagna da qualche parte, che adesso non ho ancora capito se si può, sai. E in Veneto abbiamo delle bellissime zone, però destino vuole, insomma, che sai, io vado quasi sempre in giro a casaccio, no? E quindi io capitavo sempre nel Friuli alla fine, no? Cioè come montagne e posti wild. Io conosco tutto il Friuli. In Veneto invece ci andavo per vedere ville, castelli, altre cose, insomma, ecco. Ma per quanto riguarda il wild io ero sempre in Friuli, e quindi adesso che si può muoversi ma non fuori dalla regione, io qui sinceramente non saprei proprio dove andare. È vero, abbiamo il lago di Santa Croce, Cortina, tutto quello che vuoi, però in Friuli conoscevo, a parte dei posti proprio tattici, wild, dove mettersi, anche tante aree sosta gratuite, con la corrente addirittura, hai capito? Mentre in Veneto conosco solo Treviso, Padova, che è molto pericolosa, in più adesso l'hanno messa a pagamento, come avevano detto, perché era pieno di zingari. Sì, non Padova, intendevo Montagnana, che è in provincia di Padova, dove c'è il castello, quello bello, no? Quello grande, che ho potuto vedere solo dopo la terza volta, perché erano venuti a darmi il cambio, no? Polizia locale di Jesolo. Per
parlare con l'operatore, attendere in linea. Ah. Grazie. Meno male, Emi. Ha detto di attendere in linea. CP. Stiamo attendendo in linea, CP. Attendere, prego. Attendere, prego. Sti che musichette techno hardcore, CP. Non sbadigliare sti cani che non apprezzano. Sto registrando, adesso capirai il perché. L'interno selezionato non risponde. Dai, non me ne ero accorto, grazie. Devi chiamare. Grazie. No, praticamente volevo chiedere se è vero che potevo andare dal falegname a 90 sabato, però giustamente che mi secca a chiamare la polizia di Stato. Va bene, ma sì dai, chiamiamo la polizia di Stato. Anche perché sono 500 bombe di multa. Miseria. CP, tasi che non siamo in emergenza, se no, porca miseria. Sai, se ci rapiscono, nel frattempo venda gli organi, che ancora chi sono libero. Niente, vabbè, ci rinunciamo per il momento. Per emergenze premere questa. Riproviamo la municipale. Attendere, prego. Attendere, prego. Selezionato emergenza, ma giustamente chiediamo se sono liberi, ecco, che non intralciamo le linee. L'interno selezionato non risponde. Buono. Ti consiglia di richiamare. Grazie. E queste erano sempre le emergenze. Questa era la municipale di Jesolo, l'altra era la polizia di Stato. Vabbè, che tragedia. Beh, casomai, siccome passano spesso per i controlli anche qua al parco, casomai se li vedo, li fermo e gli chiedo. Ah, che bello sto bar. C'è anche sto albero a me sconosciuto che profumano un poco. CP, ti piace il bar? Ah, è un bel bar. Poi vabbè, per carità, de gustibus. Guarda, è anche vicino a casa. Questo è il famoso albero delle vespe, perché è sempre pieno di vespe. Però, come dico sempre agli animali, se loro stanno nel loro e io sto nel mio, o sono api, fa vedere. Non riesco a capire. No, sembrerebbero api, sai? Ah, bene, dai. Ma perché le vespe mi stanno un po' sul cacchio, È una giornata dedicata all'inseguimento del piacere, perché attenzione, nota sta roba, no? Allora io ero lì fuori nella panchina, no? Era tutto bellissimo, c'era questo sole, avevo il mio bellissimo libro che stavo leggendo, stavo sorseggiando il caffè, c'era l'albero che un po' dondolava, no? Spinto dal vento, che rilasciava questo profumo, no? Di questi fiori, che era fantastico. Però attenzione, iniziava a farsi un po' di freschetto, no? Allora lì, no? Se tu ci pensi, no? La nostra mente tende a seguire sempre le cose che noi crediamo siano migliori, più belle, che ci diano più piacere. Ossia, la mente pensa che stare lì sotto nel parchetto, no? Seppur faccia freddo, sia migliore che stare all'interno qua di un camper chiusi dentro, no? Giustamente. Ma giustamente fino a un certo punto, perché se ci pensi devi star lì a patire il freddo, mentre qui stai bello comodo al calduccio. Quindi alla fine è un punto un po' difficile da spiegare, perché questo piacere cos'è? È ciò che tu ti convinci sia tale, o è una cosa interiore che provi, cioè una sorta di benessere, di compiacimento? Analizzando queste due situazioni, per quanto teoricamente possa essere infinitamente più bello starsene fuori, io il piacere lo sto provando seduto qui al calduccio, perché fuori sinceramente fa freschetto. Sembra una sciocchezza, ma se ti soffermi ad analizzare le cose che succedono, come dico spesso, ci sono queste formule di pensiero. In questo caso il contesto era anche abbastanza futile, insomma si parlava di un posto bello ma dove avevi freddo, e di un posto meno bello dove stai al calduccio. Però questa riflessione, no, del cercare cosa realmente è meglio per noi, e il fatto di capire quando noi non riusciamo a distinguere cosa è realmente più bello e compiacente per noi, è la formula da seguire.
Purtroppo la filosofia nel corso degli anni ha subito enormi, numerosissimi, tragici cambiamenti, tra i quali l'interpretazione del termine filosofia come il vaneggiare, il cazzeggiare, il fare pipponi, hai capito? In realtà la filosofia altro non è che il pensare, soprattutto il pensare indipendente, il pensare creativo, il pensare che non poggia su un discorso già precostruito da qualcun altro, no? Ossia, per quanto possa sembrare semplice, ma per questo non di poca importanza, il ragionamento che ho fatto, no, del caldo, del freddo, del bello e del brutto, in realtà è una formula, un modo che noi non adoperiamo, per quanto possa essere semplice, e pertanto non ci consente di vivere al meglio e apprezzare la nostra vita, le cose che ci circondano, hai capito? Quindi la filosofia, ossia il pensare, il riflettere, altro non è che uno strumento che ci è stato dato a disposizione per migliorare, oltre alla nostra interiorità, il nostro intelletto, per carità di Dio, ma per migliorare anche la nostra situazione. E per situazione intendo anche una situazione materiale, pratica. Sdegnando questa cosa che si chiamava filosofia, dandogli dei pipponi, dandogli delle fantasticherie campate in aria, tu non fai altro che limitarti, non fai altro che danneggiarti. Se ci fosse un piatto della bilancia sarebbe un po' come le invenzioni, no? Se ci pensi, cioè uno si inventa la ruota, scusami per questi esempi sempre estremi ma sono i più calzanti, e lì lo si vede additato come maniaco, come, no, come nerd della tecnica. In realtà poi questa ruota, che non è altro un dettaglio di questa tua voglia di migliorare, di creare, di sperimentare, ti ripagherà non poco con le biciclette, le automobili, i carri e via discorrendo, quindi la tua vita cambierà radicalmente in meglio. E questo vale per tutto, ragazzo. Anche perché un'altra cosa importantissima di questo dono divino che è il pensiero, che all'epoca veniva chiamato filosofia, è veramente il fatto di poter migliorare il mondo oltre che a te stesso, perché altrimenti se noi dovessimo rinunciare a questo dono del pensiero indipendente, ossia della filosofia che ci è stato donato, vivremmo con il si è sempre fatto così, no? Ossia con i binari, questo sia da un punto di vista politico, sociale, morale, cioè a 360 gradi. Tu guardati il mondo attorno, le guerre, le inimicizie, i menefreghismi, e se noi non creiamo, quindi non cambiamo, non creiamo un qualcosa di nuovo dall'attuale che già esiste, l'attuale continuerà ad essere. Pertanto tutto lo schifo che vedi, per schifo non serve neanche a andare a vedere proprio ogni singolo elemento, perché basta guardare la radice, ossia la predisposizione che porta a creare questo schifo. Quindi se tu mantieni, lasci correre, lasci vivere, no, come una malattia, questa predisposizione, questa radice, non lamentarti se poi il mondo continuerà ad essere quello che è ed è sempre stato, ragazzo. Vedi perché anche le piccole cose, no, tipo il fatto che è meglio stare in un posto brutto ma caldo alla fine del gioco piuttosto che stare in un posto bello ma freddo dove stai lì a patire, no? Portano a creare altri ragionamenti, no? Ma ragionamenti che, attenzione, ma veramente attenzione, non devi sottovalutare, perché se ci pensi non sono cose campate in aria, ma sono cose che ti torneranno veramente utili per essere e per diventare. Anche perché purtroppo, ragazzo, le religioni ormai non esistono più, e dico purtroppo perché quando la maggioranza non è disposta all'introspezione e al rimodulamento, no, di tutti i pensieri, le abitudini e gli stati politici e sociali, l'unico modo per poter rivoluzionare e cambiare in meglio queste situazioni è creare una religione, quindi stimolare la parte della paura dell'essere umano affinché lui si comporti in maniera diversa e cambi tutto ciò che gli sta attorno, ossia la società, ossia il mondo. Beh, ci sono stati nel passato dei gran furboni, ma furboni in senso buono, voglio dire, cioè vedi anche Maometto, no? Prova a immaginare l'epoca, no, buia di quei paesi dell'est arabi, no? Dove si seppellivano vivi i bambini, si giocava a fare il tiro a segno con gli animali,
si picchiavano le donne e via discorrendo. È venuto fuori quest'uomo che ha voluto, diciamo, seppur l'Islam per carità la reputo una religione abbastanza delicata e per pochi, nel senso che va interpretata come Maometto stesso diceva, ossia ci sono delle parti nascoste, figurative per pochi, e poi ci sono le parti letterarie, ossia i comandamenti per tutti, no? E questo, insomma, un giorno se ne viene fuori, fa credere alla popolazione di aver avuto delle visioni, dei messaggi, eccetera, e tramite questa credenza popolare, no, che ci fosse un dio fisico umanizzato, no, in qualche modo, che promettesse delle ricompense e anche allo stesso tempo delle punizioni, la gente tramite la brama di ricevere le ricompense e la paura di ricevere le punizioni ha iniziato a ascoltare ad occhi chiusi e a fare tutto ciò che gli veniva detto. Dopo i comandamenti, diciamo, di Maometto, non si sono più seppelliti vivi i bambini, le donne avevano gli stessi diritti degli uomini, c'era un profondo rispetto, seppur si nutrissero comunque di animali, per gli animali. Non doveva assolutamente essergli posta sofferenza. C'erano poi anche delle regole che insomma mi hanno incuriosito e compiaciuto per quanto riguarda il mantenimento, no, della salute fisica, quindi la quantità di sonno, anche se per carità ogni regola, altra cosa che ho apprezzato tantissimo, era infinitamente elastica, quindi non è un po' come noi all'italiana, insomma, ecco. E non dimentichiamo neanche la diciamo tassa per i poveri. Praticamente i benestanti dovevano pagare, cos'era, il 2,5% dei ricavi annui per mantenere i poveri, ma i poveri erano solo esclusivamente coloro che o erano molto anziani o erano molto malati o il loro stato di salute non gli consentiva di poter lavorare e mantenersi, hai capito? E poi, per carità, il tutto scritto con una sorta di influenza epicurea, ossia sì, si detta la regola, ma in contemporanea se ne osservano tutte le possibili varianti. Come ti ho detto, il fatto di donare ai poveri, ma dipende, perché povero non è povero se può procacciarsi il cibo da solo, oppure anche nel caso in cui può procacciarselo, destino vuole che vive in un luogo, in una zona dove non c'è lavoro, eccetera eccetera, è comunque considerato povero, quindi ha la possibilità di ricevere comunque sostentamento dai ricchi. Però vedi, insomma, stiamo parlando anche di regole fatte ormai quasi 2000 anni fa, insomma. E quindi vedi, questo per dire che non abbiamo o non dovremmo avere la necessità di questi giochetti psicologici che sono le religioni per poter andare tutti d'accordo e vivere correttamente. Basterebbe appunto far rinascere quel dono divino che ci è stato concesso, che è il pensiero, un tempo chiamato filosofia. Eccolo! You understand, please for me.